E allora oggi finalmente inizia per il Movimento 5 Stelle la campagna elettorale per le elezioni regionali 2020. Naturalmente è già da qualche mese che stiamo scaldando i muscoli, le nostre liste erano pronte già dal mese di febbraio, ma abbiamo ritenuto doveroso chiaramente sospendere un momento così difficile come quello che abbiamo attraversato tutti in questi ultimi mesi e che in buona parte adesso ci lasciamo alle spalle. È venuto un momento quindi di mostrare ai cittadini del Veneto che un cambiamento è possibile, specialmente dopo 20 anni che il Veneto è gestito sempre dalle stesse persone. 20 anni fa il Veneto era un mito, c'era il mito del nord-est, era la locomotiva d'Italia. A distanza di 20 anni abbiamo l'inquinamento da FAS più grande d'Europa, abbiamo il tasso di consumo del suolo che è al 12,40%, ossia abbiamo impermeabilizzato una percentuale di suolo che è quasi doppia di quella media nazionale. Abbiamo i nostri capoluoghi di provincia che 6 su 7 sforano i limiti di respirabilità dell'aria già ai primi mesi dell'anno. E rispetto a tutto questo non abbiamo neanche progredito in termini di reddito, perché se ci confrontiamo con le nostre regioni vicine, ad esempio l'Emilia Romagna è cresciuta più del Veneto in termini di prodotto interno lordo, nonostante avesse meno cittadini, e anche in termini di reddito pro capite. Ecco, è ora di dire un'alternativa non solo è possibile, ma è anche auspicabile, e noi, se gli elettori lo vorranno, potremmo essere questa alternativa. Benissimo, la ringrazio. No, grazie a lei.